Fioretti Bruno, ci spieghi come e dove sono cominciati i fatti? Signor Presidente, e dove vuole che sia cominciato il pasticcio? A Tor di Valle, regolare, all'ippodromo, nell'inferno del gioco delle corse. Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Matti, un mondo di matti, roba da manicomio, signor Presidente. Prenda il principe Raniero Sforza de Dominello. È principe. Ma alle corse perde conoscenza e gioca in società con Augustarello, che fa il monnezzaro. Quello che vincerà questa corsa è Serafino. Ma quale Serafino? È un sole mio, principe, ma che te sei rincoglionito? Perché ognuno c'ha un cavallo sicuro che non può perdere, come Brontolo, un nanetto che vive dando agli scommettitori informazioni di scuderia. Ultimo. È possibile che ogni volta che mi dai un cavallo, quello arriva ultimo. Ma a me non mi freghi più, hai capito? Vabbè, peccato, perché tanto oggi Caimano vinci. Che hai detto, Caimano? Caimano, tranquillo. A me da 2000 a me per informazione e vai cortato. Ma è sicuro? Oh, è che del grano... Mica è gente normale, signor Presidente. C'è Blackie, per esempio, che fa il segretario all'avvocato De Marchis senza stipendio. Perché l'avvocato De Marchis non c'ha una lira, ma ci tiene a frequentare con la moglie la tribuna dei proprietari di cavalli. Insomma, vorrebbe essere come il conte Dallara. Ma Dallara i cavalli ce l'ha e c'ha pure i sordi. Ho comprato 2 cavalli da una scuderia in fallimento, una farone, pagati proprio niente. Allò? È l'avvocato De Marchis che parla. Telefono a proposito di quella cosuccia, di quella cambialetta. Come? Cambialona? Addirittura non si va in galera per una cambiale. Comunque sto telefonando per dirle che ho molte cose che stanno bollendo in pentola. E qui massimo 24 ore io finisco in galera. Ah, ridagli, ma lei mi trascina con questa galera, abbia pazienza. Io sono un gentleman. Io sono un proprietario di cavalli, ho una scuderia. Ma quale scuderia, signor Presidente? C'è un cavallo solo, Soldatino, il cavallo più rimbambito d'Europa che non vince mai. Neanche Felice Roversi vince mai. E quei pochi soldi che guadagna se li gioca tutti. Per non parlare di Armandino, detto Erpomata, che si autodefinisce tecnico, ippico, ma che strigni è solo un disperato. Secondo me bisogna giocare Paganini. Quella è Enzomaro, Zona Mursi dobbiamo giocare. Eccola, guarda che bella bestia. Poi io porta ciccolini. Perché devi da sapere, Felice? Che se il cavallo non c'ha la potenza, dove va? Peccicone. Invece, sotto la spinta degli anteriori, i posteriori. Scusi tanto, signora. Prego. Parlavo di altri posteriori. E dulcis in fundo ci sarei io, vostro onore. Fioretti Bruno, detto Mandrache, per via delle mie innate doti trasformistiche. E per via del sorriso magico che, non per vantarmi, mi colloca per vocazione nel mondo dello spettacolo con naturale tendenza verso la recitazione e momentanei ristagni nel mondo della moda, delle comparse. Insomma, comunque, vostro onore, io a Tor di Valle faccio sempre la mia figura. Oh, a Mandrake, ma dove vai? Al Polo Nord? A manzo Dio, anderò al Polo Nord, ma tu devi andare a fanculo! Buffoni! A macellaru! Perché io indosso, vostro onore. Nell'ambiente del prêt-à-porter sono una celebrità. Fermo così? Ah, ciao, ma farda in due? Tutti e due, sì. E cos'hai ora? Non fai più l'attore? Vuoi fare l'illustratore? Sempre d'ori, pupa, se no te pare che stavo qui a fare buffone in pelliccia d'estate. E te sempre a Milano? Dove vuoi che vada?
Su, fa 14. Fa 14. Vicino, guardate sempre lì. Sempre lì, vabbè. Ti sei più sposato, continuate la cosa, per poi? piacere. Hai preso moglie? No, ne dovrebbero ammazzare, ma andrà che sempre libera come il vento. Non interessa? Perché non mi dai un cavallo buono, eh? Mon amour. Non capirla, ma come ti va? Bene, grazie. Ma che hai capito? Mon amour, numero 7, vincente sulla prossima corsa. Sei sicura? Vai tranquilla. Perfetto, grazie. Mi giochi 20.000? Sì, lo stanno. Insomma, sto Mon Amour vince sicuro. Non vedi questo? E vince sì che vince. Oh, ma che te credi che io faccio l'oroscopi? Perché il cavallo è come la donna. Se chi lo tiene non è virile, non si eccita. Quando correvo io li tenevo. Che fai? Alzi l'occhio al cielo? No. No, t'ho visto. Guarda che io ho corso, c'ho il patentino, sono stato sul giornale, io c'ho Ma i lo so, li ho visti un sacco di volte, li ho già letti. Ciao Ciccolì, so io, Erpomata, Fallineri. Ciccolino è un amico. Allora, Mon Amour. Vincente. Oh, ma i soldi dalla parte tua ce l'hai? E ce l'ho sì, è il tempo di rimediarlo. Non si è visto Manzotin, il macellaro? Signori, sono in campo i cavalli partecipanti Che te sei giocato, Manzotin? con il numero 1, A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello. Sì, 3 kg di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare. Allora, che te sei giocato? O sole mio, ma che te frega a te? Te voglio bene. Te voglio aiutare. Te voglio dare un cavallo buono. Giocate Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte. Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte. Non vedi questo? Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza. Scommetti 20.000 che manco ti ricordi di che colore ti sei messa la cravatta stamattina? Ah, oh, mi tocca fare sto furto. Dai, scommetti, te che colore ce l'hai? Io porto una cravatta sola, gialla rossa, come a Roma. Hai persa, Manzotin! Non te la sei messa la cravatta stamattina? Sgancia? Ora deve sapere, vostro onore, che tutto il fattaccio è nato da un fatto, quello di avere fatto società con Felice e con Pomata. Tutti per uno, uno per tutti. C'ha presente i 3 moschettieri? Beh, noi siamo 3 morti di fame. Ah, Pomata, allora sto Mon Amour vince di sicuro. Guarda che io me ci gioco tutto, me ci spoglio, Vai tranquilla, Mandrà. Tu te la fa pure in mutande sta giocata, che dopo riscotti e te fai pure lo smoking. Non voglio sentire, voglio sapere. Io insisto per Paganini. Ma quale Paganini? Quella ha vinto una volta, non vince più. Paganini, non ripeti. Dunque, queste sono le sue, più 20 delle mie, so 90 più 1, 2, 3. Ma che fatta, Feli? Ha svaligiato una cassetta dell'elemosini. 15, già contate. Allora sono 105. A Rudy! Allora, dimmi. Sono 105, tutta su Mon Amour. Vincente! Vi parlo dall'ippodromo di Tor di Valle in Roma. Stanno portandosi nella scia dell'autostart i cavalli partecipanti al premio Leo Lanover. Una corsa nella quale il campo dei partenti è molto agguerrito ed è quindi facile prevedere una prova assai combattuta. Comunque, secondo me, dovrebbe imporsi O Sole Mio della scuderia Dallara. Guarda, Sultano l'ultima volta ha fatto 1,22. Ha fatto un ottimo tempo. Però bisogna vedere la pista. Ecco i cavalli che stanno già in movimento nella scia della macchina. L'autostart aumenta ancora di velocità. Allineamento soddisfacente. Partiti, va subito in testa Paganini, seguito da Lucky Lady O Sole Mio col numero 4. Il gruppo procede compatto con Mon Amour che rinviene all'interno andando in testa, ma forse spinge troppo per le sue possibilità. In coda il gruppo si è sgranato con Soldatino ultimo. Ma è sempre ultimo. Sulla dirittura di fronte è ancora in testa Mon Amour, tallonato dal Sole Mio. Ma chissà se Mon Amour sarà in grado di reggere questo passo fino a... Ma Ciccoli, ma che stai a fare? Secondo me non regge fino alla fine. No, ma è una tattica, non ti preoccupare, è una tattica. È una tattica, vero Ciccoli, che è una tattica? Il soldatino è sempre ultimo. Quando è che lo manda in congedo? È avvocato. No comment, capito? No comment. All'imbocco dell'ultima curva Ciccolini non forza più l'andatura di Mon Amour e O Sole Mio della scuderia Dallara lo attacca all'esterno. Forse Ciccolini si riserva per lo sprint finale, ma la lotta per la prima piazza dovrebbe essere ormai circoscritta a questi 2 cavalli. Uscita dall'ultima curva, in seconda ruota O Sole Mio si muove con passo deciso per togliere la prima posizione a Mon Amour, ma Mon Amour non cede. Addirittura d'arrivo. Mon Amour è lanciatissimo verso il traguardo. Sembra non risentire dell'andatura dei primi 1000 metri. La vittoria appare ormai sua. Ciccolini lavora di punta e O Sole Mio sembra non farcela. Mon Amour, lavora mio! Adesso Mon Amour trova addirittura la forza per allungare. Stacca O Sole Mio, ma rompe, è incredibile. Mon Amour rompe e viene squalificato. Primo O Sole Mio, secondo Paganini, terza Lucky Lady, quarta Davvero imprevedibile, vi ripeto, questa rottura finale di Mon Amour che porta... Non me lo rifà! Perché non te lo vendi sto soldatino? Sì, e chi se lo compra? Ma va! Mon Amour, aspettami! Ma te lo faccio vedere io! Te lo faccio vedere io! Te
Da quei 100.000, 20 erano i miei! Mannaggia! Maladro! Ne ho un pezzetto, tieni! M'hai rovinato, mai! Non mangiare! Via qua! Che demonio! Bravo, dai, un mozzico! Ma no, a cavallo! A quel voglione dei ciccoli! A ciccolita! Sta lì! Me ne voglio un fegato io! Per cuore me ne mangio! Neanche una goccia! E te pareva come al solito, mo sta dopo fa tutto a piedi. A Matramma non ci potevi mettere un po' di benzina a sta Ah, quel guardiamacchine è lui, se è il ramo suo, che ce lo pensa io? Poi ma questa è una follia. La macchina è tua. Anche se la pensa io la benzina. Perché i soldi per la benzina non me li sono giocati pure per voi, non siamo uno per tutti, tutti per uno. No, stronzo sei io che vedo retta. Dico Mon Amour! Mon Amour, quello non è un cavallo, quello è un somaro! Ma senti chi parla, manco fosse tuo fratello, guarda che quando parli di Mon Amour, sciacqua dalla bocca perché Mon Amour è sempre un cavallo di categoria. Categoria invalidi. No, invalido sarà quel paralitico dei ciccolini che hanno saputo portare, che modestamente se lo conducevo io, lo portavo al trionfo, perché io ho corso, sì, ho corso, io c'ho i ritagli, io c'ho i piroli, c'ho i ritagli, ce l'ha fatta a Peperini proprio. A buffoni! Oh sole mio! Ho vinto 300.000 oggi e a poi scommetto mi sono rimasti manchi soldi per la benzina! Tiè! Avanzati, e poi solo scommetta che tu moglie ti mette le corna, che vinci di sicuro! Allora ragazzi, se domani vogliamo andare a Napoli, che cavallo ci giochiamo? Qui dice la terza corre Rigoletto potrebbe essere la sorpresa. Ma dice pure che c'è Cancan, che alla distanza potrebbe ben figurare su Mambo e Royal Flash. Ma già, Cancan. E che data la sua forma, virgola, ha ottime probabilità. E che se non c'è il terreno pesante, potrebbe sicuramente piazzarsi. Ah regà, parliamo come un cavallo stampato. Ma poi io che leggo a fa? Che leggo a fa? C'ho tutto qui nella capoccia, sono un computer equino. A me mi dovrebbero dare una laurea in scienze del cavallo. Io ci sforzo. No, solo perché lei adesso è del nord e deve stare lì a lavorare, invece io non faccio niente. Poi dice, sei uno sbandato, non tieni arte né parte, travolto dal vizio, travolto dai cavalli, dalle cattive amicizie. Ma vaffanculo, mandrà. Adesso lo dicevo così per dire, però lei c'ha ragione. C'ha ragione perché io un mestiere ce l'ho. Io ho un mestiere che adesso non faccio per vantarmi, ma se non era un fegnone a quest'ora il sottoscritto poteva essere un attore di grido, sai. Soltanto con il mio sorriso magico. Potevo sfonnare, fate conto, un Dusty Hoffman, Steve McQueen, Al Pacino. Che so, cavalli? No, so Fantini. E allora che ci frega? Vabbè, ma chiusa parentesi. Comunque io non capisco perché non dovrei dare retta a una donna che per me stravede. Perché lei per me stravede. Chi ha detto Ho sentito due e ci sento bene. Caro, hai finito con gli amici? Salve. Ah sì, un momento, vengo subito, cara. Mi tocca andare. Ciao, Mandrà, ci vediamo domani. Gabriele, ma che significa? Significa che basta, finito, chiuso, si chiude. E ora che te ne vai, perché fino a prova contraria. Questa è casa mia, hai capito? Prima di tutto è un bar e non è una casa. E poi che c'entra? Passerottino? Passerottino. Aia. Oh, finalmente, ogni volta è così. Quando ci sono le corse devo fare anche il turno tuo. Ma c'ho famiglia, capisci? C'ho i bambini che mi aspettano. Che palle questo! Vabbè, senti, adesso che ha preso cappello se ne potremo andare perché mi sa che tanto qui non fai più una lira. Hai visto Mandrà che quanto cura, oh? Ci avrà sonno. Ma che sonno? Bruno, senti, guarda che non attacca. Io non ne posso più. Passerotta. E questo è l'ora di tornare? Potevi almeno telefonare, no? Dove sei stato? Ma come dove sono stata? A indossare? Dove vuoi che vada? Non lo sai che è il mio a mestiere? indossare? Sì, è inutile che fai questo sarcasmo. Pensa che stavo parlando con gli amici. Un discorso lungo, ponderato. Di cavalli? Ma come di cavalli? Di matrimonio. Di me e di te. Perché è regolare. Passerotta. Io te voglio sposare. Che gran figlio di puttana. Ah, lascia perdere, povera mamma. Mo fanno pace. Ma fra un po' vi è bello. Perché? Oh, zitto, tietta la cica, perché questa è una cosa che so solo io. Parola d'amore. È una faccenda molto delicata. Parola d'amore. Devi da sapere che quando Mandrà che perde le corse, dopo non arma, insomma, muffa. Muffa, ma che stai dicendo? Non vedi questo? Ma allora sei ignorante, non hai studiato. Gli hai il complesso. Quello di Edipo? No, quello di Mandrà. Oh, io non so molto chi è il suo complesso. Io so che dopo che ha perso i cavalli non può fare l'amore.
Ah, e allora Gabriella si accorge che lui ha perso. Ci sei arrivata, una tragedia greca. E allora? E allora gli tocca lavorare di fantasia. Gli tocca fare un minestrone di Ursule Andres, Barbara Bouquet, Laure Antonelli, con rischio che gli viene pure in mente Marlon Brando, allora... Poro Mandraghi. Poveraccio. Dai, Bruno, andiamo a letto. Ma cosa fai col cappotto No, addosso? ti volevo parlare proprio di questo, guarda, Ecco, no, vedi, guarda, siccome questo cappotto, se ci fai un piccolo orlo qui, siccome non va più di moda, allora io lo posso Ma ti sembra il momento di provare il cappotto? Eh. Stai così bene nudo, amore, dai. Lo dai. credo. Tiè. Vedi, 96, 83, 85 sono misure da manuale. Bruno. Dimmi qualcosa. Sì. Senti. Sì. No, dico, mi è presa una voglia. Dimmi. Sì. No, mi è presa una voglia. Dai, No, volevo dire che Dimmi ho come un tutto cerchio alla quello che testa. vuoi. Ti faccio passare io, dai. No, ma mi è presa una voglia tutto un botto, una voglia Dimmi. dei due filetti di baccalà. È che tu li fai così bene, io non te l'ho mai detto, però poi sarà la pastella, non lo so quello che ci metti, il burro, o forse saranno le uova, io ho pensato che possano essere le uova. Ma Gabriele, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle uova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un uovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso e l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è? Ma... La massa è una marea di gente, la massa sono tanti, il problema diventa sociale, dall'uovo, se fa presto arriva la guerra atomica, ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente? Sì, ho capito, Il pericolo c'è. Quelli mica scherzano. Hai perso anche oggi, Io? Chiuda, brutto vigliacco! Aspetta, ti voglio spiegare. Che mi spieghi? Sei stato all'ippodromo e ti sei giocato tutto, Ti sei giocato tutto! Ma sei rotta! Aspetta. No, è un momento! Ma devo fare un discorso serio! Vigliacco! Io lavoro tutto il giorno. Aspetta la sera e lui, poverino, ha una voglia di baccalà! Vigliacco! Disgraziato, ti odio! Basta, adesso? Su via, passerottina. Ora basta, stai calma. Stai buona. Stai calma. Ora son qui io. Che gran figlio di puttana. T'ho detto lascia perdere, povera mamma. Ti dirò che, secondo me, questo cancan si potrebbe proprio piazzare bene, perché io prevedo... Vai! Aia! Zitto! Ma che? Zitto! Davanti a casa mia c'è sta Spartaco e Ventresca. Oh, guarda, io devo chiudere. Chiudi. Tanto ha da tornare a casa sto disgraziato. E dove? C'ha una faccia. A occhio e croce mi pare incazzato. Capirai, gli devo dare 300.000 lire. E non può aspettare. Sono 5 anni che aspetta. Oh, quello c'ha domani che parono 2 trita carne. Sì, mi pia mi smonta come una radiolina. Guarda che io chiudo. Chiudi e non rompe. Aspetti. Dove andate? Abbiamo un appuntamento col dentista. A quest'ora. Ah, perché i denti hanno un orario. Guardi questo poveraccio come è ridotto, è proprio urgente. Disperato! Questione di vita o di morte! Grazie! 300.000 volte grazie! Io quello. Se acchiappo gli stacca a destra, gli stacco. Dai, entra, dormono tutti, dai. Armando, sei tu? E chi vuoi che sia? Arsegno Lupin che vi ha rubacci i pidocchi. Quanto sei ignorante. Ah. T'ho pure aspettato per cucinarti qualche cosa. Buonasera. Ah, tu stai qua. Amico bello, guarda che non te posso fare la cena tutte le sere. Hai sentito o no? Ho sentito, sì. Niente, non ti preoccupare, Giuliano, non capisco. E che è in albergo? È certo che tua sorella, mamma Non mia. ci sta niente da fare. Ci vuole pazienza. No, ci vorrebbe una maschera antigas. Senti, mo tu aspetta un quarto d'ora prima di scendere, perché sotto c'è sta ancora il Ventresca, se no quello scopre tutto, capito? Sì, ma mi raccomando, studia stanotte, capito? Studia. Sì? Vieni la nonna un momento. Sì. Ah no? Ma te non dormi mai, eh? No. Stai sempre allerta. Che vuoi? Come che vuoi? Non ce lo sai che voglio? Tutto il giorno che non fumo. Mi è venuta una voglia di fumare. Ce l'hai la sigaretta? Ce n'avevo una sola, eccola. La vuoi tutta? Perché un pezzetto? E te pareva? Ah no, senti, dopo, per piacere, ricordati di lasciarmi la cicca, eh? Quanti ce n'avemo domani? Ah, non ti preoccupare, no, domani ti porto a prendere la pensione, eh? Su, sta buona, adesso dormi, eh? Senti un po', prima dormivo. Giuliana è tornata? Sì, è tornata. E quello di Giuliana si è fatto più vivo poi? Boh,
Ma mi sa che... Povera fietta, non trova, non capisco perché. Pure c'ha un buon posto in banca, è lavoratora. Se non fosse lei a mandare avanti la baracca. È meno male che c'è sta lei, no? Adesso dormi, su, ciao. Senti, ma che ci avrà sta nostra Giuliana che non va? È che non lo sai. C'hai presente il lanciafiamme? Quella quando sbadiglia ammazza un battaglione di zanzare, altro che DDT. Pure lei, chi se la pierà sta ragazza? È giusto uno che fabbrica bombolette e spray. Hai capito, no? Ciao, buonanotte. E mondo vai? Ma che dobbiamo fare? Una tavola rotonda sul fiato di Giuliana? Ciao, adesso dormi, E Ciao. aspetta, no? Ma non si può mai fare tu chiacchiere in questa casa. Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio. Avvio della mignota, ecco del messaggio. Sorve in tresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e se Il t'acchiappo. tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato. Allora, via libera? Sì, via libera, telefonato dal bar, vai tranquillo. Questo ci dorme pure col cavallo. Armà, svegliate che sono le 10. Ma te vuoi alzare o no? Oddio mio. Qua per dormire non mi metti i tappi a orecchie, mi metti i tappi al naso. Ma non ti sei piate le mentine stamattina? Quanto sei cafone? Ti spunta un fiore in bocca. Arrivo. Attenzione, è in funzione un dispositivo... Sì, è beato te che sei felice. Ma che fai pure lo spiritoso? Tu piuttosto hai studiato? Ho studiato. Ho passato la notte sul cavallo. Ma invece di farmi male il culo mi fa male la capoccia. Vabbè, ma qui bisogna decidere il cavallo sicuro da giocare a Gnano. Pensaci. Ce l'hai sto cavallo? Cavallo? Il cavallo c'è sta. Sono i soldi che mancano. E voi quanto avete rimediato? Stiamo facendo un carosello con Mandrache. Una figurazione speciale, danno 100.000 lire. Carosello 22esima. Azione! Patente, per favore. Non ce l'ho, la patente non ce l'ho. È un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky VAT 69. E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio. È un fischio maschio senza fischio. No, stop! La rifaccio da capo! È un rischio maschio senza whisky. Stop! Stop! Che era? Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce? Sì, c'è, com'era? Allora, un whisky maschio senza rischio. Adesso mi ricordo. Un whisky maschio senza rischio. Possiamo farne un'altra? Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso? Perfetta, Iapac. La patente, per favore. No, la patente non ce l'ho. È un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky VAT 69. E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio. Stop! È un whisky fischio senza maschio. Stop! È un teschio maschio senza fischio. Stop! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio? Nemmeno! Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto queste battute. Come si fa a dirle? Basta, cacciatemelo via, non ne posso più! Ma se posso sapere chi ce l'ha portato sto cane? Io che ne so, c'è pure il segretario, io non ne so niente. Allora cacciate via pure lui, basta, pausa! Caschio. E vabbè. A Mandrake sempre fa ste figuracce. No, guarda, tu la figuraccia la fai comunque come esci da casa, hai capito? E poi ricordati una cosa, il regista ha sempre rovinato l'attore, sempre. Però io glielo dico in faccia, non è che glielo mando a dire. Sentite, glielo ho detto in faccia. Sì, vabbè, intanto oggi non ci pagano. I soldi per Andagnano, bye bye, come non detto. Vatti a spogliare, va. Fatta spogliare, i sordi per Agnano. Io mo non solo non mi spoglio, ma adesso Mandrake ti fa pure vedere come si rimediano i sordi. E come una guardia finta diventa una guardia vera.
E mo che so fatto? Patente e libretto assicurazione, concilia? Ma che tengo da conciliare? Io stavo andando chiano, tranquillo, Ho tranquillo. detto concilia? Ma concilia che? Se stavo andando chiano. Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale BZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali e contravveniva a più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare. Non mi fa restare, pago subito. Ah, Pascucci, ha fatto i capelli bianchi avessi vinto una volta. Ma chi te conosce? Ciao, Bandia, visto l'avvocato De Marchis? Guarda che io faccio al libratore, mica faccio uscire. Grazie, molto gentile. Ciao, Mazzarita, prossima sciaccata, mi dessi una volta un cavallo buono. Ma guardi un po' qua, 2 milioni di piata, con 2 anni da ritratti. Ma che si è messo in testa? Che io lavoro per la gloria. Ma stai tranquillo che c'ho un affare per le mani che se mi viene bene, guarda, ti sistemo la faccenda nel giro di 24 ore. Avvocato, qua con le 24 ore se siamo fatti vecchi, avvocato. Dammi il piacere, vammi a fare qua la telefonata, va Black, va. Sì, subito. Dammi le fatture. Che qua? Con tutto quello che ho da fare ti presenti con le fatture. Sì. Ma dico, è possibile che 2 gentleman come noi debbano perdersi per una mia questione di soldi qua? Ah, ma allora lei da st'orecchio non ci può proprio sentire. Avvocato, se lei non mi paga gli arretrati, io al cavallo suo gli sospendo la biata. Anzi, mo io lo dico, da ieri sera quello sta a dieta. La saluto, avvocato. Quanto magna sto cavallo. Soldatino mio, tu sei la mia rovina. Da buffi e non vinci mai. Guarda qua, 2 milioni e passa di biata. Ma che c'hai un sito, sta al posto della panza? Eh? Guarda che ti metto in castigo, pane acqua, come i carcerati, sai? Avvocato? Sì, che c'è? Avvocato De Marchis, miei rispetti. Avvocato, mi scusi se la importuno, ma mi rivolgo a lei in nome della solidarietà che ci lega da anni. Quale solidarietà? La solidarietà equina, è il mondo dei cavalli. Avvocato, se non ci aiutiamo fra di noi... Guarda, pomata, oggi è una brutta giornata, eh? Avvocato, solo lei che è giocatore mi può capire. C'ho un cavallo buono pagnato. Vedi una mano, mi bastano solo 100.000. E poi lei mi conosce. Io apposta perché te conosco. Avvocato, gli basta questo per garanzia. E che sarebbe? È il libretto di pensione di mia nonna. Mia nonna è una signora. Ma non ti vergogni? E manco per niente. Io poi vinco e gli faccio un bel regaletto a nonna. Ecco. Piuttosto vorrei sapere chi è sto cavallo sicuro. Cancan. Cancan? Ma quello è paralitico. No, non diretta, avvocato. È subdolo, pare paralitico. Ma quello è un cavallo di Troia, avvocato. Allora? Niente. Avvocato, va bene questa? 12 grammi senza contare la catenina. Ah, pomà? È fasulla. Sì, ma è benedetta. Vabbè. Finalmente sei arrivati, dove sei stato? Anche oggi. Oggi non c'erano neanche le coppie, dove sei? Ogni volta così. Io c'ho famiglia, devo andare a casa. Ogni volta così. Devo andare a casa. Ciao, amore. Bentornato, principe. Una ciliegina, posso? Dove sei stato a lavorare? Alle corse? C'è poco da fare a spiritoso. Buongiorno. Buongiorno. Io ho lavorato sul serio oggi. Ho tirato una scena difficilissima. Personaggio in costume. Ah, sì? Generale, sì. Il regista è stato molto contento di me. Bene. Guarda che in cassa ci sono 18.850, li ho contati io. Evviva, oggi è proprio la festa della fiducia. Oh, e c'hai una faccia? Sì, ce n'avevo 2 e stavo all'università, sotto spirito. Capirai, ho rimediato solo 20.000 lire. E voi, quanto avete fatto? Le 100.000 del carosello, mica le abbiamo incassate, ma colpa sua. Sì, avevo rimediato 20.000 lire pure noi. E beh, stiamo a 40.000, regà. Qui minimo pannaggio cagnano, ci vogliono un paio di 100.000 lire, se no è inutile che ci andiamo. Andrà, perché non te venni sto catorcio? Già ipotecata. E te pareva? Ci avrebbe un'idea. E beh, fatta venire, ma andrà che se te mica so io. E l'idea mi è venuta.
Callas, Callas! È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidamesi. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erborino più infame di tutti i purini. Manzolini! Scansiti. Macelleria Rinaldi. Chi parla? Pronto? Sì? Sono la governante del Conte di Simone, largo Arenula 2. Vorremmo un etto di carne, un etto di carne. 1 chilo, che metto? 1 chilo? 1 chilo di carne di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone, largo Arenula 2. Grazie, buongiorno. Pronto? Non dimenticavo. Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Stia tranquilla, sarà fatto. Grazie, l'aspetto, buongiorno. La bevuta? Ma vaffanculo, mamma! Dove vai? Dal Conte di Simone. Ah, ultimo piano, ma l'ascensore è rotto. Sei tu il ragazzo della carne? So io. Ah, bene, bene. Bravo, bravo. L'ascensore si è fermato all'attico. Te la devi fare tutta a piedi. Mi dispiace proprio. Ah. Gregorio, mi raccomando, fai le cose per bene, eh? Sì, signor Conte. E quando arriva a casa la signora Condessa, digli pure che può prendere la macchina grande, che tanto io per andare al maneggio mi piglio un taxi. E il cagnolino, signor Conte? Ah, portala a fare una passeggiata, così fa pure pipì. Senti, caro, hai portato il resto delle 100.000, sì? 94 precise, bravo. la punta di papà. Bene, bene, bravo, di papà mi fido, è un bravo uomo. Sai, non tenevamo spicci, adesso che sali te le dà il maggiordomo le 100.000. Gregorio? Gregorio? Sì, signor Conte. Mi raccomando, tagliele tu le 100.000 al ragazzo ora che sale. Sarà fatto. Sì, è bravo. Non ti preoccupare, un tipo strano ma non morde, vai tranquillo, vai. Ah, senti, scusa. Toh, queste sono per te. Grazie. 1000 lire. E mi raccomando, studia, eh. Direzione Agnano, andiamo a riscotere. Hai visto, è mandragata. Cancan non può perdere. Meno male che abbiamo fatto a tempo a giocare. Dai, dai. Sto arrivando. Forza, allunga. Momento. Permesso, largo, siamo in 3. Io sono in terzo. Permesso, e Ruspi. Cancan, come stai? Ma quando Cancan? Ma dove stai? Chi si sono scemi? Sono venuti da Roma per giocare su Cancan. Ma certo, Cancan, perché tu che hai giocato? Partiti. Va subito in testa Cancan, seguito da Royal Flash, Camale, Mambo, Orvieto e Topless e tutti gli altri in gruppo. È sempre Cancan a fare l'andatura, mentre Mambo rimonta all'esterno e si porta adesso in terza posizione. Il gruppo è ancora compatto. Vai! Vai, Cancan! Al blocco della curva Cancan prosegue solo in testa con passo sicuro, mentre alle sue spalle cede Royal Flash e comincia a farsi luce Mambo, che si porta adesso in seconda posizione. Adesso Mambo allunga, si affianca a Cancan che resiste. Fra i due comincia un duello serrato. Mambo guadagna sempre più terreno. Cancan e Mambo adesso procedono affiancati. Siamo in dirittura. Cancan, provato dalla lunga gara di
testa cede negli ultimi metri e vince Mambo, seguito da Kamale, Cancan e Terzo. Poi Royal Flash e Orvieto. Vedi, questo. Me lo mangio. E mo? Manco i soldi per via il treno ci sono rimasti. Già, io che ci sto a fare? Te che ci stai a fare? Ci stanno 10.000 lire per prendere il treno e per ritornare. No, se siamo fatti una passeggiata. Siamo fatti una passeggiata. Sì, mamma per cacchio. Treno rapido, proveniente da Reggio Calabria, viaggia con circa 160 treno parte, facciamo il biglietto. ritardo. La carta nera, avvicinatevi, questa vince e questa perde, fate il vostro gioco, la carta rossa vince, la carta nera perde. Avvicinatevi, fate il vostro gioco, questa vince e questa perde, il gioco è fatto. La carta rossa vince, la carta nera perde, fate il vostro gioco. La carta rossa e la carta nera. Guardate, questa è nera, questa è nera, questa è rossa. La carta rossa vince, la carta nera perde. La carta rossa vince. Eccola qua. Qui non ci sta, fate il vostro gioco. La carta rossa vince, la nera perde. Dove sta? La rossa vince, questa è rossa. La carta rossa vince, la carta nera perde. Vedete? Questo è tutto, puntato. Il gioco è fatto. Questa! No, questa. È in partenza binario 6, treno direttissimo per Roma via Formia Latina. Qui bisogna farsene un'idea per viaggio gratis. È una parola. E che sono mandraghe per davvero? Biglietti? Eccolo. Ammazza quanto è grosso. Biglietto, C'è una signore. fascia. Pare Sandokan. Damose. Sì, ma senza dare nell'occhio. Vai avanti e avverti quel frescone de Felice. Ok. Biglietti? Sandokan. Scusi, ma un guardi attimo. che ci sono prima io. Occupato. Felice, noi andiamo avanti, eh? A fare che? A fa che? A prenotare un tavolo nella carrozza ristorante. Ah, papà, ma che dici? Ma quale carrozza ristorante che abbiamo solo 200 lire? Spicce. Oggi i spicci sono un problema. E le 100.000 le cambiamo. Senti, io vado perché sta arrivando quel nostro amico. Oh, mica mi lascerete solo, eh? Muovete, e vai! Sempre avanti, poi alla prima stazione scendiamo e risaliamo sul treno dalla carrozza de Cuba. Un lavoraccio. È una mandragata. Permesso? Popi. Ma che modico? Messo, manico. Piano, in maniere. Messo? Scusi, abbia pazienza, scusi, Mangi. Magno, la rilascia tua! Oh, ma quante carrozze ci saranno? E che ne so, quando finisce il treno si ferma. Ma certo, che stavamo pure appresso dal treno. Cori! Hai questa un'idea! Non c'hai i piedi piatti, è Cori che parte per treno! Rieccoli, c'è un minuto da pace! Dai! Forza! Ammazza, cara, si fatica per viaggi a gratis. E poi che facciamo? E che ne so che famo? Rieccoli! Oh, io ci provo. Io gli sfodero il sorriso magico. Sì, magico. Che dici, funziona? Ah, ma andiamo, se no ci viene pure per froci. Oddio. Oddio, mia faccia. Oh, finalmente sei arrivato. Come è andato il viaggio a Napoli? Praticamente se lo siamo fatto tutto a piedi. A piedi? Sì, però abbiamo speso poco. Mo che abbiamo perso come faccio? Stanotte Gabriella magna la foglia.
No, nella misura in cui oggi un discorso sul fumetto è ancora valido, dico il fumetto come fotoromanzo, intendo dire non certo Paperino, perché anche se Paperino, devo dire... Aia! Hai giocato anche oggi, eh? E hai perso, vero? Per favore! Ma tu a letto sai solo parlare! Sì, vabbè, Parli! parlo sì, però dico cose sensate, non dico delle cose Basta con questi cavallacci schifosi! Ma quali cavallacci? Io stavo parlando, ma solo di sesso! Solo il sesso, soltanto il sesso, io ho capito! Sei satanata! Sei un vigliacco! Aia! Io ti odio! No, per favore, un momentino, parlavo, un momento! Ma dica, qual è il suo problema? Guardi, io sono disperata. Il mio uomo è un mascalzone. Mi aiuti lei, mi dica che cosa devo fare. Vuole tagliare il mazzo? Prego, signora. Signora o signorina? Signorina, guardi, io premetto che sono un po' scettica. Scettica? Sì, molte lo sono. Ma guardi, la carta non mente mai. O dunque, vediamo. Oh, il destino comincia a parlare. Che cos'è? Un cavallo. E un altro cavallo. E un altro ancora. 3 cavalli uno appresso all'altro. 3 cavalli? Oh, ma lei è ben fortunata, sa. Qui vedo un bel matrimonio. 3 cavalli e un matrimonio. Ma è sicura? Ma se gliel'ho ben detto, la carta non mente mai. 3 cavalli legati a un matrimonio. Guardi, sopra il primo cavallo c'è un fante, sul secondo un re, e là, sul terzo cavallo un asso di spade. E cos'è, una cosa buona? Sì, certo, una combinazione più che buona, però adesso, mia cara, è lei che deve interpretare il segno del destino. No, senti, qui bisogna che parliamo un attimo, perché a me sti silenzi non mi piacciono proprio. Dico, premesso che io ti voglio bene, se io quando perdo mi sento un po' in colpa, per cui mi scatta questo complesso di colpa, che colpa ne ho? Però quando vinco dico... Amore mio, purtroppo però non vinci mai. Senti piuttosto, come si chiama quando 3 cavalli arrivano in fila e vinci? Una tris, magari. Bruno, subito. Guarda questa carta e dimmi se ti fa venire in mente il nome di un cavallo. Un re... King, un cavallaccio buono solo per ammazzatura. King. Bene. E questa? Asso di spade. Oh, ma che è un gioco nuovo, mica mi piace. Bruno, rispondi. L'asso di spade. A me se mi fai parlare del lavoro la mattina a buon'ora mi gira la testa. L'asso di spade, D'Artagnan. Un broccaccio proprio. E questa? Fante, soldatino. Il cavallo più ricoglionito d'Europa. King, D'Artagnan e soldatino. Bruno, è un'attrice fantastica. Bisogna giocarla. Ma quale fantastica? Sono 3 polmoni, Poi dico, parli proprio tu, amore. Ma perché me lo sento? C'ho come il presentimento che vinciamo, ti dico... Ma non è questione di presentimento, nelle corse è questione di esperienza, di Ma io calcolo. me lo sento, amore. Me li giochi, per favore. Oh, la fortuna è cieca, ci si può sempre provare. King, soldatino e D'Artagnan. Antonello da Messina Vincenzi. Ma i soldi chi ce li dà? Questo è un problema che sta a monte. Al monte di Impegni. Tiè, mi sono impegnato tutto, guarda qua. Cappotto di cammello, il vestito di Cagemir, un paio di lenzuola del corredo di mia sorella. Tanto quella quando si sposa, non si affiata con nessuno. Una sveglia, un par di zoccoli. Qua per rimediare ai sordi per giocare ci vorrebbe giusto un miracolo di Lourdes. Ventresca, ci sei? Ci sei. Ammazza che pazienza questa. Fa orario continuato, notte e giorno. Ah, eccole qua. Ma falla finita. Ho capito il trucco. Stavolta non mi freghi. Caccia fuori 300 sacchi. Hai capito? Ci vediamo, Ventresca, oggi vado per fretta! Corri, tanto andai. Io te stridolo. Non ci credo. Gabriella che ti ha dato i soldi per giocare. Non ci credo proprio. Fammi vedere. E chi è qua? 30.000. 1, 2 e 3. Però, ammazza. E che gli hai fatto? L'hai stregata? Una mandragata? Ma quale mandragata? È stata un'idea sua, vuole che gli gioco? Una tris.
Gabriella. Mhm. E allora se vogliamo giocare a 3 cavalli buoni? I cavalli mi ha dati lei, Soldatino, King e D'Artagnan. Soldatino, King e D'Artagnan. Hai visto mai? Sai che ti dico? Dimmi. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo. Ah, ma... No. Salve. Ciao. Buongiorno. Allora, tutto K? Sono riuscito a piare cortisone e insulina, tutta roba svizzera costosissima. Se rimedio 50.000, quante so per te? Come al solito, no? Tiè. Ma guarda che Gabriella, la trisse se la sente. Io ho controllato non solo i nomi, ma ha azzeccato pure che tutti e 3 i cavalli corrono nella trisse de Cesena. Questo è un fatto magico, stiamoci attenti. Ma come dico io? Oggi ci si presenta un'occasione più rara che unica. Oggi corre Antonello da Messina. Perché non ce lo so? E lo guida Bocconi. No, dico, quello non perde, manco si lo leghino. E te vuoi giocare qui 3 paralitici? Ma dico io, si muove la tua signora pure a lei? Gli scappa, come si dice, la fregola di giocarsi le trisse? E te dice che l'hai giocata? E invece se la combiniamo da per noi. Ma è la prima cosa che mi è venuta in mente da fare. E allora? Soltanto che mi sembrerebbe da fare un gesto indelicato, via. Sì, ha parlato il principe Filippo d'Edimburgo. Ma come fino a mo' abbiamo fatto la società? Se siamo inventati di meglio mortacci nostri per rimediare i sordi, abbiamo fatto il cumulo. E mo' te scappa di fare il gentleman? Non lo so, mo' vedremo. Voilà. Dottor Magalini? Dottor Magalini, scusi. Guardi, queste sono tutte medicine che non so se lei... Sia buono, dottor, questa è tutta roba che ho preso qui da voi. Quando c'è sua sorella che fa il turno di notte, vede? È vostra, c'è la busta col nome. Povera nonna mia. È morta. Mi dispiace. È morta tenendomi la mano. Se mi dà la mano pure lei. Tanto ormai sta roba qui non gli serve più. Invece noi ci avevamo tante spese per il funerale. Per il carro, i cavalli. Quelli costano, lo so, io lo so. Che età ci aveva? Su per giù l'età vostra. Un fiore. Non sarebbe regolare, ma in via eccezionale. Grazie. Grazie. Lei è un angelo, dottor Magalini. 5.000, 4.000, 3.000, 7.000. Sono 48,8. Grazie, lo sapevo, grazie. Queste sono 50.000 lire. Ce l'ha 1.200 del resto? Sì, penso di sì. C'ho 1.000 lire e una gomma, va bene? E tante gomme sono buone. Grazie tante. Questa me la porto via, non si sa mai. Grazie tanto anche a nome di pora nonna. Anzi, se l'incontra me la saluti. Ciao. Charlotte e Ruby Tuesday. Ezechiele si produce in uno spunto finale e vince. Vince Ezechiele, seguito da Ruby Tuesday e Charlotte. Fermi tutti! Sor Pomata, questa è una rapina! Antonello da Messina non può perdere! Giusto il tempo di fare la giocata e di riscote! Raga, lo sapete chi se voleva giocare sto matto di mandraghe nella trisse? Soldatino, King e D'Artagnan! Che è la più grossa stronzata mai sentita da quando avvocato, che ne dice lei di Soldatino? Soldatino è una catastrofe. Io ho dovuto razionare perfino la biata. Dai, Black, andiamo a giocare. Allora, tutti per uno per tutti? Ecco le 50.000 mie. 30 te mandrà? Dai, Ma guarda che sei tu che mai... Fidate, vai sicuro, fidate. No, perché... 2.000. Dai, 82.000, tutte su Antonello da Messina. Vincente!
Giulietta da Che gran Cesena, carognone telecronaca che del sono. premio Dante, valevole come corsa tris. I cavalli sono allineati dietro l'autostar. Partiti. Va subito in testa Antonello da Messina, seguito da King e Ramon. Antonello da Messina. Dai, quanto sei bello! Dai! Dietro lui il gruppo segue. All'imbocco della prima curva Antonello da Messina precede nell'ordine King, Ramona, Soldatino e via via Facci tutti. vincere che stava a Adesso cavallo! King cerca di avvicinare Antonello da Messina, mentre dalle retrovie Soldatino in seconda ruota rimonta diverse Dai, posizioni. briglia, dai, briglia! Soldatino, vedi, All'imbocco soldatino. della curva Soldatino aumenta l'andatura e supera King. L'indigeno della scuderia De Marchis si mette sulla scia di Antonello da Messina. Ed ecco che Soldatino, una vera sorpresa in questa tris di Cesena, supera Antonello da Messina. Va in testa ed è lanciatissimo verso il ma traguardo. son tantino Antonello da Messina non forza. E dietro a lui si fanno largo King, Ramona e D'Artagnan. È un fuoco di paglia. All'ultima curva Soldatino precede Antonello da Messina, King e D'Artagnan. Soldatino aumenta l'andatura. Siamo in dirittura. Antonello da Messina cede di schianto, mentre gli altri cavalli lottano testa a testa. Ma ormai Soldatino è imprendibile. Vince Soldatino. Quindi la tris è nell'ordine. Soldatino, King e D'Artagnan. La triste Gabriella! Ho vinto! Sono rovinato! C'è un cavallo che ha vinto! Io t'ammazzo! Vecchi! Dove stai? Dove stai? Eccola! Eccola! Amandrà, non mi porterai mica rancore! No, io t'ammazzo! T'ammazzo! Lasciami! Lei capisce, vostro onore? La tris che voleva giocare Gabriella pagò 20 milioni. 20 milioni! E io come un Giuda m'ero venduto a quel puzzone di pomata. Con quale coraggio potevo ripresentarmi a casa mentre tutti già festeggiavano la vittoria? Evviva! Evviva! Abbiamo vinto! Evviva i cavalli! E poi avevo un conto aperto da regolare. Ma quell'infame de pomata, intuendo il pericolo, s'era reso irreperibile. Lo aspettai invano davanti a casa sua e alla fine, sfinito, decisi di rinviare la vendetta, tanto ondannava. Un giorno o l'altro mi sarebbe ricapitato fra le mani. E poi, vostro onore, ero sicuro che una volta a letto Gabriella si sarebbe accorta di tutto. Non mi funzionava quando perdevo 20.000 lire. Figuriamoci adesso che avevo perso 20 milioni. E fortuna che lo champagne mi dette una mano. Feci sbronzare la mia ragazza dopo averla sapientemente rintontita con milioni di progetti per l'avvenire, mostrandogli una giocata falsa. E alla fine, a forza di bere, lei crollò. Tutta colpa di Soldatino, vostro onore. Un imprevedibile scherzo del destino che mi colpì in pieno viso, come una tramvata. Guarda che tempo! Vedi, 1:18, avvocato, in tempo da record, e chissà... Hai capito? Quello è diventato matto. Me sei ammattino tutto un botto. Un campione mi diventerà. No, è stato un caso, Benedetto, un caso. I tempi stanno qui a parlare. Un campione! Questo è l'anno d'oro di Soldatino! Avvocato? Caro Stelvio, complimenti. Per quegli arretrati, come la mettiamo, avvocato? Oh, dico, tu ancora ti preoccupi degli arretrati, ma come stai guidando un campione? Questo è un campione! E chi se ne frega, avvocato? Lei mi deve pagare. Io intanto continuo a non dargli la biada, al suo campione. E non gliela devi dare la biada, per carità, questo quando non mangia vince. E te credo, entra in pista, pensa a biada e pa! Non ferma più nessuno, eh? Allora se vuoi iscrivere al Gran Premio. Certo che lo iscriviamo al Gran Premio, Soldatino al Gran Premio degli Assi! Lo iscrivo io, lo iscrivo. Cioè, dimmi una roba, ha veramente delle possibilità di vincere questo Soldatino? Signor Conte, sta facendo dei tempi fantastici. Se continua ad andare così forte, la nostra Bernadette rischia di essere battuta. Qual è il più grande guidatore d'Europa? È Jean-Louis Rossini, un idolo francese, non perde mai. E allora, se non perde mai, fatemelo venire qui, che sarà lui che guiderà Bernadette. Fantastico. Sorriso? Espressione? Allora, ma fa? E dove vuoi che li trovi io 20 milioni? Ma come non li trovi? Nel campo delle Marchette sei sempre stata qualcuna? La spiritosa?
20 milioni, ma fa. 20 milioni. Hai capito? Hai combinato uno dei tuoi soliti casini, eh? Esatto, no? C'ha certi cazzi, ma fa che nemmeno tu che sei pratica l'hai visti mai. Caffone, 20 milioni non ce li ho. Ma è possibile che una introdotta come te non c'ha sotto mano un commenda, un industrialotto, un ministro, un antilope, qualcuno? Bruno, c'è la crisi. Se non ti pare che stavo qui in pelliccia in fine agosto a dare il culo? Fine. Ma tu scusa, un amico non ce l'hai? Me lo puoi trovare? Non lo posso proprio trovare, so 3 giorni che lo cerco, ma sì lo trovo, lo gonfio come una Sorridi. zampogna. Ehi, dica, dove va? C'è Pellicci Armando? Oggi sì. Ah, c'è. Ah, t'ho beccato, eh? Pora nonna. Eh? Pora nonna. Ma che sta di? È morta stanotte, è morta. Guarda, lascia perdere, nonna morta di mortacci. Tua con me non attacca. Buona, mandrà. È morta per davvero. Lo senti? È morta. Pora nonna. La stanno a pregare. Non mi fido, voglio vedere. Sì, guardate. Domine, mi sustinebbi. Ave Maria. Grazie a lei. Domino stego. Benedetta dove morirebbe. Et benedetto. Gesù. Gesù. Santa Maria. Madre Sei. Ora pro nobis peccatori. Nunc et in hora mortis nostre. Pora nonna. È andata lassù, mi ha lasciato. Anche sti signori si sono resi conto che non era il caso davanti alla disgrazia. Erano venuti perché ci abbiamo dei conti in sospeso. Ma non ci sono debiti che tengono quando si paga il debito al Signore. Avomà, c'hai 10 giorni di tempo. Grazie al vostro buon cuore. E ventresca. Mandraghe, piacere. Belli capelli. Coraggio, Mandraghe. E Ruscio. Mandraghe, è la vita. Mandraghe. Avomà. E io non so che dite. Niente, che me devi dire? Anche se tu lo dicessi. No, niente. Che te lo dica a fare? Non puoi che dire. E questi momenti se solo. No, è che per me nonna era come una mamma. E quando te muore mamma, so cazzi amari, Mandrà. E io pure sapessi, c'ho una situazione. Me lo figuro. Che? Salve te Mandrà. Chi è? Di chi? Bada. Ora nonna, era tanto buona. T'avevo detto. Ma te ci ha beccato? No, io sapevo. Sai come la chiamano nel quartiere? Tornado, il vento che uccide. Te credo. Lo capite? Io rimango proprio solo. Oggi o domani che pure mia sorella mi si sposa. No, a questo non ci devi proprio pensare. Coraggio, eh. Ciao. Ci vedremo. Ciao. Grazie, no, se ne sono andati, te puoi pure alzare. Basta! È la prima e l'ultima volta che faccio questo. Che poi queste cose portano pure iella. Tiè! Speriamo che non ce n'è più bisogno, no? Abbiamo toccato proprio al fondo, ragazzi. Certo che stiamo proprio inguagliati tutti e tre. Tutte e due. A questo non gli frega niente. Mangia i nocciolini. È contenta la scimmietta, vedi? No, io pensavo, no? Se io sparissi, gli lascio una lettera a Gabriella in cui gli confesso tutto.
e dico che m'ammazzo, per modo di dire. Poi, dopo 3 giorni, lei si angoscia, carabinieri, pompieri, sommozzatori per scandagli a fiume, televisione, un casino, c'è. Poi, dopo 3 giorni, mi ripresento. E lei t'ammazza per davvero? E stavolta ci avrebbe proprio ragione, Mandrà. Non mi pare un'idea geniale. Poi non sia mai in quei 3 giorni, diciamo così, di disperazione. Vai a scoprire che lei non s'angoscia per niente? Come sarebbe a dire s'angoscia per niente, oh? Perché non è possibile. Le donne sono imprevedibili. Lo senti? Sì, e allora vorrà dire che... Chi? Che io ritorno a casa uguale e so io che ammazza lei. E voi altri andate un po' a fanculo, per piacere. Carino. Va bene. Ha capito? Avvocato. Avvocato, ma che fate? Ferma, avvocato. Che fate? Sarà fredda l'acqua? Sì. No, non posso. Non posso, non ce la faccio, sono troppo vigliacco per ammazzarmi, non ce la faccio. Avvocato, ma che ammattino? Vuoi fare un gesto insano? Ma perché? Ma come perché? Come perché? Sono troppi anni che m'hanno giù bocconi amari. Senti, portami un caffè, lungo, dolce, molto. Va bene, avvocato. E a chi il conto? Oh, ragazzi, fermi, Tu non prendi soldi da nessuno. Va bene. Nemmeno da me. Capirai, sono pieno di debiti. Sono rovinato, devo dare 3 milioni pure a Selvio, niente meno il mio coso, il mio... Driver. Guidatore, sì. E io che ho detto? Il premio degli assi era la mia ultima speranza. Oh, ma guardi che adesso il soldatino va forte, lo è so. quotatissimo. Sì, sta fate tempi in progressione, avvocato, va Sì, forte. sì, lo so, ma se vuoi dare una guardata ai partenti con tutti i tempi che fa soldatino, che sono favolosi, e che la corsa non gliela poteva dare a nessuno, invece dall'ara mi ha fatto venire dalla Francia niente meno per guidare Bernadette, Gianluigi Rossini. Eccolo qua. Cacchio, avvocato, questo chi lo batte? E chi lo questo non lo batte nessuno. Questo è terribile. Eccola, ride pure. Per forza che ride, vince sempre. Ride! Bravo lui che ride. Ride. E come ride? Che? Sono sporco, mi sono macchiato. No. Oh, coi cosi, uguale. Spiccicato. Ma che? Tipo distinto, C'ha un socchetto di me, E potrebbe funzionare, ma tu hai capito? Neutralizzare Bernadette, trattenerla. Insomma, il Gran Premio lo vinco io, hai capito? No, avvocato, noi vinceressimo il Gran Premio. 60 milioni. Sta zitto. No, dico, basterebbe che tu facessi la parte di Rossini. Ah, beh, quanto a quello, io basta che mi calo nel personaggio, lei può chiedere a questi miei 2 amici, io... Quanto all'interpretazione, sono un mago io. Un momento, fatemi capire, ma che vorreste fare? E coi cosi? No. Basta che tu trattieni Bernadette che vince soldatino. La corsa è de notte, tra Lusca e Brusco, chi ti riconosce? Ma andiamo, vediamoci bene. Oh, non mi avete stufato, Ma come io già sto mezzo all'impicci per causa vostra, mi pare che mi vada a impelagare in una situazione da codice penale. Perché questa è una situazione da codice penale. Sì, perché quando Gabriella scopre che non hai giocato e t'ammazza, quella non è una situazione da codice penale. Dove leviamo i sordi? Da nessuna parte. Anzi, lo sai che faccio? Io vado da Gabriella e glielo dico. No. Io glielo dico. Glielo dico, Io dico che non ho giocato, piuttosto che fare sti impicciaccio con voi, vado lì e glielo dico. No. Non glielo dico? Glielo dico sì, altro che se glielo dico. Vedrai se glielo dico. Sì, vai Adi. Senti ragazzi, abbiamo anche un'altra consegna, su. Non finiamo, La macchina del caffè Dai, dentro. va bene. Grazie. Ah, e quel tavolo lì. in D'accordo. fondo. Sì. Anche quello. Ragazzi, attenti con le sedie, Ah, quello anche dentro, Va bene. Piano, piano Lo con questo. specchio? Sì. Bene. Piano, Mi raccomando. La sega dove la metti? Ma le pacche dove le mettiamo? Vanno fuori. Tutte e due? Sì, tutte e 2. Dai, su. Su ragazzi, che non finiamo, No, dai, via.
Guarda, tu posa prima quella sedia. Dai, non mi ragione. Vado a prendere il campionato. Ma attenzione a non strozzare il tavolo, eh? Ecco, mettilo qui. Sorpresa! Guarda il progetto del bar. Che ne dici? Bello, ma di quale bar? Ma di questo, cambiamo tutto, tutto quanto. Ma la vincita mica l'abbiamo incassata. Paghiamo incambiali, già firmate, 15 milioni. 20 milioni sono i soldi dell'attrice e ce ne restano 5. Ecco. Che ne dici, ti piace? Vede, vostro onore, io a Gabriella glielo potevo anche dire che non avevamo una lira. Ma a quelli delle cambiali, ma chi glielo diceva? Ti piace? Dimmi qualcosa. E che ne devo dire? Sono commosso, c'ho un groppo in gola. Gianluigi Rossini. C'est moi, oui. Commissario Molet della squadra mobile sono. Oh, bah alors, vous êtes de police? Oui, police italiana. La prego di seguirmi. Mi segue senza fare troppe domande. Poi le spiegherò, sia tranquillo, lei è in ottime mani. Un nostro informatore ci avvertì che è in atto un tentativo di rapimento. Qua? Rapimento? Sì, ma noi non sappiamo ancora se vogliono rapire lei o la cavalla Bernadetta. Qua. Venga. Oh, monsieur, dove andiamo? Al gabinetto. Non si preoccupi. Adesso, per la sua incolumità personale, è bene che lei si camuffi, si travesta, in modo che nessuno possa... Patanè, minghione! Niente, il mio aiutante è tutto sotto controllo, Senta, adesso lei si mette questa meravigliosa tuta, roba fina, Si spoglia tutto, mi dà i suoi vestiti e poi se sia vestito non la riconoscono più. Presto, faccia presto. Il pantalone? Certo, anche pantalone, ma che fa, vergogna? Eccolo là, lui. Basta, ragazzi. Il formidabile Rossini sta uscendo adesso dall'aeroporto. La leggenda costruita intorno a lui racconta che Rossini non perde mai. Ma è la prima volta che l'asso transalpino viene a correre a Roma. Signor Rossini, ha qualche dichiarazione da fare? Non con me! Un momento. Io sono il conte Gallara. Lei parla italiano? No. Ecco, neanche io il francese. Prego, si famo di sangue. Andiamo subito all'hotel. Ecco, guarda che me. Ecco qui. Così. Merci. Grazie. Da questa parte, prego, un sorriso. Grazie. Ordine ebbe di portarla in località segreta, sicurissima. Dites-moi, monsieur le commissaire, voi pensate che ce l'abbiano veramente con me? Probabile. Personalmente sono convinto che proprio di voi si tratta. Oh, merda, allora. E adesso scatta l'operazione terrore. Cappucci. Flecchi, in cappuccia! Incarghi io bene! Tutto regolare. Inseguite siamo. Lo sapevo. È vero? C'è in vettura che ci segue. Operazione aggancio, accosta! Ma la macchina subito, questo è un rapimento bello e buono, capito? Brutte schifose pedose, non ci avrete mai! Che hai detto? C'è poco da scherzare, sai! La nostra organizzazione non perdona! Siamo intesi? Voi non avete fatto i conti col braccio violento della legge che io sono! E tu, ma non mi ferite, guarda che te sparo, ma che fa? Lascia il volante, lascia, quello ma ammazzate, ma finito tutti in galera! Orma! Che zighi pure tu! E se ammazziamo tutti! Colpo segreto alla Niki Lauda ci feci! Dimpo, ma ci vedi bene col cappuccio? Perfettamente! Commissaire, vous êtes formidable! Non vorrei essere nei panni di quello che guidava. In quelle organizzazioni chi commette un errore paga, quella gente spietata è. Non ho visto il palo! Ce l'hai fatta a rovinarmi definitivamente, Ce l'hai fatta! Non l'ho visto! 3-4 milioni di danni! E quello che ha speso per i vestiti, i baffi, i basettoni, tutto! Madame? Ma che è matto questo? Bon, je vous souhaite un bon séjour dans notre hôtel, monsieur Rossini. Ma lo sa che lei è un tipo straordinario, extraordinario.
Vabbè, ma come l'ho detto, adesso vado in camera a riposare. A riposare, reposé, vuoi compri? Nel pomeriggio io mando il segretario a prenderla per ippodromo. Ippodromo. E quando lei è lì, cerchi di parlare con la cavalla. In fondo, parli con la cheval. In fondo è di lingua francese anche lei. Sicuramente mi intenderete. Siamo un fumo. Pardon, monsieur, mi vuole seguire? Venga, Rossini. Presto. Venga, venga. Rossini, venga, venga. Allora, Gianluigi Rossini, il sergente Mafalda Caruso, polizia italiana, che si occuperà della sua integrità e incolumità fisica, campionessa di judo e karate. Non urli, non urli. Sia tranquillo, questo posto sicuro, Lei rimarrà nascosto qui finché non sarà fatta piena luce sui responsabili e sui moventi. Cher avvocato Marchis, le parle Jean-Louis Rossini. M'hanno avvocato, sono Mandraghe, dall'Excelsior. M'hanno fatto trovare una stanza piena zeppa dei fiori che pare il Festival de Saremo. Insomma, fino a qui l'hanno bevuta tutti. Champagne, il mio francese non fa una grinza, va tutto a meraviglia. La macchina funziona perfettamente. Perfettamente in par dei coglioni, la mia si è bruciata. Come? Ma che dici? Come date? Ma che parli barese? Ma che è francese? Quale barese? Ma figuriamoci, avvocato, mi sta esercitando, no? Che Dio ci amanni buona. Bon, tutto è andato bon e tutto continuerà a andare bon. Arrivederci. Pas possibile. Stia calmo, signor Rossini, stia calmo. Lei è in ottime mani. Tutto sotto controllo. Grande sorveglianza per grande sportivo. Perché tu non sai chi è Rossini? No. Ma Rossini è il numero 1. The first, come dicono gli americani. Ma guidare un cavallo è come dirigere l'orchestra. Hai sentito, ma fa? Guidare un cavallo è come dirige l'orchestra. Ammazza, è fuori. Io mi ricordo a Parigi nel 71. A Parigi? L'ho visto Grand Prix de France? Sì. C'est formidable, j'étais là. Io guidavo Valentina. Figlia di Coriolano di Lucrezia Borgia. Quella? Troppo forte. Valentina mi faceva impazzire. Sì, bella, era una cavalla bella. fantastica. Mi voleva scatenarsi subito. Io tiravo. Valentina. Vieni, mettiti a sedere qui. Fa finta che è il carrozzino. Sì, ciao, vola. Ma va, via paga cavalla. E paga cavalla? Perché avevo questa cavalla. Eccola Valentina, vieni, questi sono i briglie, prendi. Sono i redini, ciao vola. Bello, sì. Dai, ma per culo, ma fa. Vai. Dai, brava Valentina, vai. Oh, questo già c'ha l'occhio dei fuori. È nostro. È cotto, vai. Ma va, mi raccomando a te, questo fino a domani mattina non devo uscire da qui, Metticela tutta. È Alberto Giubilo che vi parla dall'ippodromo di Tor di Valle in Roma per il Gran Premio degli Assi, prova internazionale che raccoglie alla partenza i migliori esponenti indigeni con la fuoriclasse Bernadette del Conte Dall'Ara. A guidare la francese Bernadette è venuto dalla Francia niente meno che il grande Jean-Louis Rossini, il guidatore italo-francese, l'uomo che da 10 anni trionfa puntualmente sugli ippodromi di mezzo mondo. Oh, bon, si c'est possible de croire, mais moi, bien sûr, ça m'a dit, j'ai eu la camicia, mais ça m'a dit les pauses, mais c'est ta mode, ça m'a dit, moi, io patati, spaghetti, macaroni, patati, patata, je m'en fous, l'organizzazione è una merda, hai capito? Se vuoi della merda, lascia perdere, la frutta, ma siamo da monte, che tu sei stato che, fate a piangere. Finalmente sei arrivato. Oh, tutto a posto, il francese avvocato. L'avvocato te l'ha dato i soldi per la giocata? Eccoli. Non so dove li ha pescati, ma ci sono tutti. Bene. Ah, Bandini, 2 su soldatino. Dai un po' 20.000 per 2.000 soldatini. Oh, ma che mi ha preso per morto da fame? 2 milioni. 2 milioni, papà. Fino a ieri sei giocati i bruscolini, ma parliamo dei milioni. Dove stanno i nostri milioni? Eccoli qua. Ma famo sul serio allora. Allora fai 20 milioni per 2 milioni, soldatino. Siete de parlar seriamente à toi. Te, me de aiuter à moi. T'es compris? Me deve aiuter. Pourquoi? Io sono fantin fint. C'est la première volta che monte. No, dico, ti rendi conto? Secondo, te devi marciare lentamente.
Pur qua deve vincere soldate. No, che cazzo fai? Che mo vince sempre che tu hai? È una volta per una, è la madonna. Avvocato, io voglio essere pagato prima della corsa, non dopo. Niente quattrini, niente corsa. E va bene, ma che differenza fa mezz'ora? Tra mezz'ora? Ma che cosa vuole che succeda tra mezz'ora? Può succedere tutto in mezz'ora. Tutto! Ma non dica coglionate, noi corriamo battuti in partenza, Rossini non perde mai. Ma come puoi tollerare di essere trattato così da questo burino? Caccialo via Ma immediatamente. chi se crede da essere? Ma non lo sa che porta addosso mezzo chilo di culi di bottiglia? È tutta roba fasulla. Senti, vattene immediatamente, se no quando è vero Dio, guarda! Buffone, fatela da solo sta corsa allora. Ma dove va adesso? Avvocato, che facciamo? E che facciamo? Facciamo la corsa, facciamo! Con un cavallo come il mio si vince, sicuro si vince. Chi lo guida, lo guida. Guarda, basta il primo stronzo. So io! Eccolo! Avvocato, tutto regolare. C'ho ancora il paventino. Attenzione, si comunica che il guidatore del cavallo soldatino, Stelvio Mazza, sarà sostituito da Armando Pellicci. Trotto. Un, due, trotto, un, due, Ma che stai a fare qui? Lasciami perdere, Mandrà, oggi è la giornata mia. Me vuoi spiegare che succede? Non mi rompere i coglioni, lasciami sta. C'ho la corsa in pugno. Trotto, un, due. T'ho chiesto che succede? Succede che finalmente è arrivato il mio grande momento. C'hai presente via Corvento? Beh, quello so io. E lasciami perdere che mi sto concentrando. Trotto. I cavalli si stanno portando nella scia della macchina, che è ormai in movimento. Siamo sulla curva, l'autostart entra adesso sulla retta delle tribune, allineamento abbastanza buono. Macchina che aumenta leggermente di velocità, ormai quasi in linea di partenza, partiti, prendono la testa quasi appaiati Susanna Prima e Pelfai e Soldatino dell'avvocato De Marchi. Ma è incredibile, Bernadette è rimasta a zappettare sul posto, non riesce a prendere il trotto. C'è una comprensibile delusione. Ma la cavalla rimane ferma. Intanto Soldatino va in testa con buona azione, seguito da Susanna Prima e da Applepie. Vai, soldatino, vai! Vola, soldatino, volare! Oh! Vai, soldatino, fai vedere chi sei! Bernadette, no così, c'est pas possible comme ça. Un pochettino devi marcher, un pochettino devi vaciter, qua se no l'imbrogli qui si capisci tu, hai capito? Su, allez, passato, come ça va un po' meglio, brava, se no facevamo una figura di per accottare, una figuraccia, detto in confidence, hai capito? Vai, Pomà, è il giorno tuo! Soldatino è sempre saldamente in testa, seguito da Applepie e Susanna Prima, mentre Bernadette ha preso il trotto ma è inesorabilmente staccata. Ecco però che Rossini richiama la sua cavalla. Bernadette ha ritrovato il suo passo abituale e comincia a rimontare le posizioni di coda. No, Bernadette, come ça c'est trop, come ça t'ammazza che cavallo, ma parlano niente stress, te devi ricordare che deve vincere solo da te, ma che fai, ma tu sei proprio sataneta, ma che cavallo gagliardo. Vai, bello, vai! Ma che sta a fare quello? Ma che fai, Amatto? Dove vai? Frena! A becca morto! Dai messi li ritagli! Oh! Ma che ti sei bevuto il cervello? So io che devo da vincere, sa! Tienila quella mora ammazzata! Tienila, mandrà! A me, Torino, ma che vuoi insegni a guidare? A caciottaro, ma non lo vedi che non lo sai tenerti, Io so caciottaro, ma te sei guardato come guidi? Pare che stai seduto sul bidè! Fermati! E mo te lo faccio vedere io! Vai, ale, bella, vai, Bernadette! Vai! Vai, soldatino, vai! È una cosa incredibile. Sulla curva Bernadette ha rimontato tutti e si affianca a Soldatino, che comunque mantiene la testa. Finale emozionante il cavallo dell'avvocato De Marchi che resiste all'attacco di Bernadette. Ma Jean-Louis Rossini si prepara allo sprint conclusivo. Spinge a fondo mentre i cavalli entrano in dirittura. Bernadette, vai! È un finale al cardiopalmo. Hai sentito? Manco lei c'è sta! Soldatino cerca di resistere, ma Bernadette lo supera. Vai, ma che c'è porta! Ale, porta, vinciamo noi! Ormai gli
gli sforzi di Soldatino sono inutili e Bernadette vince di prepotente. Prima Bernadette, secondo Soldatino, terza Sei, siamo bevuti tutti, bravo! Aveva preso l'ebbrezza della vittoria, signor Presidente. Dopo un'intera vita in cui perdevo, ho voluto vincere. Essere primo. Primo! Ecco, l'irrefrenabile impulso dell'inconscio. Ma gli altri l'inconscio in quel momento mica lo potevano capire. Manco l'avvocato, che poi lui aveva sempre detto che conosceva la legge, che era tutto calcolato, e invece adesso si è scoperto che non è avvocato manco per niente. Ed è per questo che io sto qui da 3 ore a parlare, perché i soldi per un avvocato vero noi non ce l'abbiamo. Ed eccoci qui, peccati tutti de brutto soltanto 24 ore dopo aver commesso il fatto, che penso che sia l'unico caso in Italia, da anni, di immediato e totale intervento delle forze dell'ordine. Questo non c'entra. Non c'entra, ma è vero. Silenzio! Silenzio! Ebbene, signor Presidente, ora che lei conosce tutti i fatti, ora che le ho confessato tutto, ora che il Gran Premio degli Assi, dopo l'annullamento della corsa irregolare, è stato effettuato una seconda volta, e che pure stavolta Bernadette ha vinto, condotta dal grande Rossini, col tempo di 1:15? Ma quale tempo di 1:15? Andiamo avanti, su. No, signor Presidente, diciamolo! È stato un tempo favoloso! Avvocato De Marchis, me lo saluti il suo Soldatino! Lasci stare Soldatino, ha capito? Non mi tocchi Soldatino! Basta! Non mi Silenzio! tocchi Soldatino! Silenzio! No, scusi, signor Presidente, che placchi, già sta stagionale. Signor Presidente, scusi, mi tocca Soldatino, ha capito? Io poi quello so anni che ce l'ho sulle mani, sulle malizzate! Silenzio! Richiamo l'imputato all'ordine. Signor Presidente, ora tocca a lei giudicare della nostra assoluta innocenza. L'imputato Fioretti Bruno vorrebbe forse negare che quella sera era lui che conduceva la nominata cavalla Bernadette al posto del titolare Rossini? Vorrebbe forse negare che il provato raggiro per far perdere Bernadette si è concluso con la vittoria di Bernadette? No, voglio dire che volendo far perdere, cioè vincere Bernadette, che poi invece ha perso, cioè ha vinto, insomma, come si spiega questa faccenda? Non si può spiegare. Non si può spiegare. Ma che nelle corse dei cavalli c'è sta qualche cosa che si può spiegare? Vabbè, ma spiega io un po' tu. Ma che poi spiegare? Una segreta ti potete spiegare, ma non si spiega, mi spiego. Ma io un po' a spiegare. Basta! Questo non è più un processo! Appunto, è un casino. Silenzio! Silenzio! Che ha detto? Che il nostro è un piccolo caso, un casetto. Ma te vuoi sta zitto? E che vuoi parlare sempre di? Allora chi famo parlare? Avvocato famo parlare? Sì, parlo! Sei contento adesso? Parli. Parlo. Ma perché parlo? Che appunto, non parlare. Magna dalla lingua. No, parlo per confermare anch'io la nostra assoluta innocenza. Ma signor Presidente, ma neghiamo forse noi di essere giocatori delle corse dei cavalli? No, dico lo neghiamo? Lo dovremmo negare. Ma che neghiamo? Si sto 3 ore che lo sta di, lo neghiamo. Appunto, non lo neghiamo. Non lo neghiamo. Non lo neghiamo. Non lo neghiamo. Ma allora, signor Presidente, chi è or dunque il giocatore della corsa dei cavalli? Chi è? So io. Come sei Siamo tu? noi. Sono loro. Chi lì? Ci siamo tutti a mamma, vai cortango! Ecco chi siamo noi giocatori. Silenzio! Questo non è attinente! E invece sì, signor Presidente, perché qui si intendeva dire chi è il giocatore di cavalli in senso lato, insomma. È in senso lato. Lato. Ma che? Perché solo considerando chi è veramente il giocatore di cavalli, signor Presidente, lei potrà convincersi della nostra innocenza. Perché vede, chi gioca ai cavalli è, come dire, è un misto. Ecco, è un cocktail, è un frullato di roba. È un minorato, è un incosciente, è un ragazzino, è un dritto e un fregnone, è un milionario pure se non c'è una lira, è uno che non c'è una lira pure se è un milionario, un fanatico, un credulone, un buciardo, un pollo, è uno che passa sopra tutto e sotto a tutto, è uno che impiccia, traffica, imbroglia, more, azzarda, spera, rimore, e tutto per poter dire ho vinto, adesso l'ho fregato a tutti e mo' beccare questa. Chi è? Ecco chi è. Ecco chi è, il giocatore delle corse dei cavalli. Ed è per questo che io chiedo alla clemenza della Corte, a nome nostro e a nome dei giocatori di tutto il mondo, il beneficio delle attenuanti per totale infermità mentale. Silenzio! 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 È stata tutta colpa mia, signor Presidente, tutta colpa mia. Un momento! Cancelliere, adesso questa chi è? È roba mia, signor Presidente. Sua moglie? No,
Non mi ha mai voluto sposare quel disgraziato. Ma che c'entra? Non è attinente. È attinente sì, invece, signor Presidente, perché io, quella famosa tris che questo signore non ha giocato, siccome lo conosco e non mi fido, me la sono giocata anche per conto mio. Giocata? E ho vinto, signor Presidente! Ho vinto! Te la sei giocata? Hai vinto? E non mi hai detto niente, mi hai fatto combinare tutto sto casino, ma lo sai che sei? Sei rispetto alla corte! E non te l'ho detto no, perché ti volevo punire, hai capito? Punire! Ti volevo dire quanto sei bugiardo, deficiente, imbecille, traditore mascalzone, doppio, triplo, approfittatore, senza scrupoli, senza cuore, laido, disgraziato. Questa me però- va bene. Scommetti 100.000 che stavolta te la sposi. 100 sacchi, ma che sei scema, po'? Tu dimmi solo se ti giochi. 100 sacchi? Mi gioco sì. E questa non mi frega, eh? È annata. Vabbè. Basta! Portatela via! Viaggio, figlio di Silenzio! puttana! Lascia perdere, povera mamma. Silenzio! Portatela via! Basta, fatela tacere! Oh! Qui si sono passati i limiti, eh? Si sono dette delle cose oltraggiose per la giustizia. Si sono affermate delle assurdità, delle bugie. Per esempio, si è affermato che il tempo di 1:15 è il record di un cavallo su 2000 metri a Tor di Valle. Ma per carità! È un falso! È la maggior frescaccia che abbia mai sentito da quando frequento gli ippodromi. Beh, dico, signor Presidente, ma allora lei... Sì, sono 30 anni che vado alle corse. 30 anni! Siamo sardi, Bravo Presidente! Vai Cortengo! A Tor di Valle, il miglior tempo su 2000 metri con handicap l'ha fatto Marco Polo al premio Campidoglio nel 1968. Tempo 1:14:4. Dico 1:14:4. Incredibile! Cancelliere, metta verbale. 1:14:4. Ma chi? Marco Polo? Figlio di Maria Antonietta e Piripicchio? Ma che dici? Marco Polo è figlio di Butterfly e Piripicchio. Ma che stai Marco Polo è figlio di Cerasella e Golden Time. Ma non dite monate, Piripicchio è figlio di Cleopatra. Ma che te sei fatto? Sì, signore, me lo ricordo benissimo, ero presente, Cleopatra. Silenzio! Piripicchio è figlio di Uragano e Apocalisse. E basta! O faccio sgombrare l'aula. Uragano e Apocalisse? Ma allora pure Jolly è figlio di Uragano e Apocalisse, Presidente. E ancora domani sulla guida. E quello si beve tutti. Se li beve tutti. Andiamoci piano, vero? Domani, alla quinta corsa, se non mi inganno... Ah, ecco qua. c'è pure il Arriva. giornale. Domani alla quinta c'è anche Maometto. E che Jolly si beve Maometto. Ma come Maometto? Ma chi ha detto? Lo guida Capocci. Lo guida Capocci, allora Jolly che non lo guida Capocci, Presidente, allora non bomba Capocci. Allora, Maometto, Trifone, io intanto verso Graniente Marco. Presidente. Vada. Allora. Ma quale momento, Presidente? Io insisto, Jolly, dopo un esordio in sordina, non può mancare un appuntamento fondamentale della sua carriera. Basta, amore, basta, mi fai morire. Hai visto come vanno meglio le cose da quando non giochi più? Certo, e da adesso in poi andranno ancora meglio. Pani, bottiglie, acque minerali, sigarette nazionali. Le sigarette. Scusa, amore, Ma dove vai? Acque minerali. Bruno, fai presto! Volo! Dica! Sigarette. Dica! Sigarette, cesti da viaggio, acque minerali, vive. Super multifilter. Come? Extra super multifilter, king size, mentolo di quelle, ce l'ha? Il treno parte! Senta, giovanotto, non mi faccia perdere tempo, ha capito? Qui il treno parte. Ce l'ha queste super multi... Stiamo calmi, c'è ancora tempo, va bene, stiamo calmi, perché io, guardi, già c'ho la mantia professionale delle orecchie per il fischio dei treni, va bene? Giovanotto, il treno sta partendo, non lo vede che ore, guardi un po'. Guarda che ora, non vedi, è tutto oro massiccio, un regalo di nozze, questo lo giochiamo subito. Non vedo l'ora, io ho mediato soltanto la catenina d'oro de nonna, ma ha lasciato in eredità. Devo partire, me la sbatti. Ho capito, Faccia c'è partire, tempo, ce l'hai e non ce Bruno, l'hai. guarda che il treno parte! Ma che sei un coglione con la te? Bruno! Sbrigati! Che partite, Di qua, di là, di là, di qua. Bruno! Gabriella, ce ne andiamo stasera, a Venezia. E mi lasci così da sola! Ti amo! Ti amo! Anch'io ti amo, anche se ho capito tutto! Cerca almeno di vincere, se no ricominciamo da capo! Buongiorno, avvocato. Ciao. Navigazioni se non mi resta. Avvocato, hai studiato? E
come no? C'ho tutto qui nella testa. Robin Hood, una frizza. Ancora col bolognese. E solo Robin Hood vuole il terreno pesante, costa solo e non Io vi arriva. dico una sola cosa, Caligola ha vinto a San Siro e c'ha due palle Ma così. quali palle, Presidente? Una cavalla. Caligola. Lo dice anche il nome, Caligola. Ah, finisce per A. Caligola è un nome da uomo, Caligola, come Agrippina, ignorante. Sarebbe anche Zizi che ha trionfato a Monte Catino. Ignorante. E potrebbe anche piazzare, giocare farfallone.